Nuovo sciopero dei dipendenti ACTV lunedì prossimo, 15 novembre, con lo stop di tutti i mezzi del trasporto pubblico locale cittadino, dai vaporetti al tram, bus compresi, e previsto dalle 12 alle 15. Di seguito le ragioni. Purtroppo a 9 mesi di distanza e nonostante gli arrivi turistici che hanno invaso Venezia nell'estate e l'aumento degli utenti veneziani, l'azienda e l'amministrazione continuano nel loro atteggiamento, da un lato di non risolvere la vertenza, dall'altro di non risolvere i problemi trasportistici della città di Venezia. Sciopero con annesso presidio di lavoratori e residenti al Tronchetto, con il sindacato che invita tutta la cittadinanza a prendervi parte. Ci scusiamo con i cittadini di Venezia perché ricadrà su di loro, insomma, l'ennesimo sciopero, però lo facciamo a tutela anche del servizio e della città, per cui chiediamo, insomma, ai veneziani e alle associazioni di partecipare al nostro presidio che si svolgerà al Tronchetto sotto la sede dell'azienda. Le annunciate 100 assunzioni di marinai dipendenti ACTV, per il sindacato un vero bluff linguistico di Cafarsetti, considerati i 100 pensionamenti previsti dal 2022. Da gennaio a giugno è previsto il pensionamento di un altro centinaio di persone dai due settori, quindi andranno a copertura di quei pensionamenti e non al miglioramento del servizio da un lato e al miglioramento delle condizioni del lavoro dall'altro. Se noi andiamo a vedere sul sito di ACTV, l'unica assunzione prevista è quella di un capo ufficio per la finanza e controllo, non c'è nessun bando di selezione né per autisti né per marinai. Io mi auguro, insomma, che il sindaco da un lato termini le passerelle e si impegni in prima persona da un lato a risolvere la vertenza e dall'altro a garantire il trasporto ai veneziani e ai turisti, un trasporto degno di questa città.